Ciao e ti do il benvenuto in questo video. Oggi parliamo di finali. Come vedi, questo è un finale non semplice perché i finali non sono mai semplici, però ci sono pochi elementi sulla scacchiera e quindi può essere assolutamente un finale ricorrente. Due pedoni da una parte, un pedone dall'altro. Questa posizione è stata presa da questo libro che io reputo eccezionale. Se vuoi migliorare la tua conoscenza sui finali, questo libro di Keres è fantastico, come giocare finali di pedoni e di pezzi leggeri. E all'interno di questo libro c'è questo esempio che ho studiato per lungo tempo e che voglio riportarlo con te. Chiaramente all'interno del libro non ci sono tutte le varianti perché viene dato per scontato che a un certo punto tu sappia come giocare e spesso diciamo il problema di questi libri è che ti dà solo una continuazione e poi dice se fai così il nero perde o il bianco perde e chiaramente perde. Ma visto così non si capisce perché uno dei due giocatori dovrebbe perdere la partita. Quindi andremo ad analizzare tutte le varianti e proprio voglio giocare questa partita insieme a te. Ti lascerò del tempo per analizzare la posizione e per capire un pochettino come va giocato questo. Altra cosa che ci tengo a puntualizzare è che i finali vanno studiati. È vero che all'interno dei principianti, di partite tra principianti, giocatori amatori, ma comunque anche nelle categorie terza nazionale, seconda, nelle categorie nazionali in generale le partite difficilmente, cioè non tutte arrivano ai finali, come per esempio succede nelle partite fra grandi maestri, si arriva quasi sempre ai finali, ma la difficoltà sta che i finali li si studiano, li si giocano poco proprio perché le partite finiscono prima per via di sviste, per via di tatticismi non visti, quindi o si dà scacco matto molto prima oppure si perde un pezzo importante al che il giocatore si arrende. Quindi questa non possibilità di giocare spesso i finali deve essere compensata con lo studio sui finali. Ok? Quindi cominciamo da qui, tocca al bianco partire. Che cosa giocheresti? Prova a pensare un attimino. Se tu fossi il bianco in questa posizione, quali sono le cose che ti verrebbe da fare? A me verrebbe da fare un re G3 ottenendo l'opposizione. L'opposizione è una delle tecniche e fa parte della teoria che devi assolutamente conoscere perché chi ha l'opposizione, ovvero i due re che si guardano con una casella vuota in mezzo, è il giocatore che ha il vantaggio. In questo modo il bianco, diciamo, ottiene questo vantaggio. In realtà no, dopo capiamo anche perché. Quindi a me così in questa situazione verrebbe da fare re G3, oppure quali sono le altre combinazioni che ci possono venire da fare? Beh, ci può venire da fare tranquillamente F4, così il re non può entrare in queste case, o addirittura magari ci potrebbe venire di spingere E4, così andiamo a promozione. Adesso andiamo ad esaminare tutte queste varianti ad una ad una. Allora, proviamo a vedere quella probabilmente più che ci verrebbe così a distinto da giocare. Re G3. Re G3 normalmente è buona, ma in questo caso non funziona. Perché? Perché il nero ha un'ottima mossa per assicurarsi la patta. F4 scacco. Pedone per F4. Re ora si deve spostare, va in F5 e noi siamo costretti a fare una mossa, non possiamo spingere i pedoni, per esempio Re F2, Re per F4 e qui la partita è patta. Uno dice perché è patta? Non si può provare a giocare. Allora, se i due giocatori giocano bene è patta, se uno dei due commette un errore chiaramente non è patta. Proviamo a giocare, che cosa succede? Tocca al bianco, per esempio, Re in E2. Per esempio, Re in E5, Re E3, abbiamo preso l'opposizione, Re F5, è arrivato il momento chiaramente di spingere il pedone. Non possiamo permetterci robe di questo tipo perché poi ci entra dentro il re. Quindi non possiamo permetterci, siamo costretti a spingere. Spingiamo in F4, il re è costretto a spostarsi da qualche parte, avanziamo. Non possiamo ancora fare così perché ci entra dentro il re, quindi siamo costretti a giocare il pedone, re F5, andiamo avanti ancora un pochettino, ci avviciniamo col re, re in E5,
Re in F7, solito discorso, siamo costretti ad avanzare il pedone. Ora, aspetta, assicuriamoci che si veda bene nell'inquadratura anche questa posizione che è molto importante. Ora, che cosa bisogna evitare assolutamente se si è il nero? Il nero ora può andare essenzialmente in E8 o in F8. A seconda della casa che sceglie può pareggiare o perdere la partita. Guarda cosa succede se vai in E8. Re E8, Re E6, Re F8, pedone in F7, il Re è costretto a spostarsi e a questo punto alla prossima non riusciamo a portare la promozione. Se invece per esempio ora il Re, anziché andare in E8, va in F8, allora la partita è fatta perché Re E6, Re E8, il nero ha preso l'opposizione, pedone in F7, il Re va dietro al pedone e qui c'è poco da fare. Se ci allontaniamo perdiamo il pedone e se andiamo dietro al pedone la partita è fatta perché il Re non è sotto scacco ma non sa più dove andare. Questo è un grave problema, ok? Quindi, importante è analizzare il tutto. Rimettiamo i pezzi nella loro casa di partenza. Quindi abbiamo visto che Re G3 non va bene perché c'è la spinta subito del pedone in F4. E abbiamo già visto che G3 è da essenzialmente bocciare, è eliminata. Un'altra possibilità, magari, così che ci può venire, è E4. E4 non va bene perché pedone per, e anche qui c'è poco da fare. Ritorniamo alle nostre posizioni. Ok. E4 neanche va bene, F4, allora andrà bene F4 scacco. Guarda cosa succede con F4. Re F6, e a questo punto una possibile strategia può essere quella di cercare di aggirare, quindi di fare una cosa di questo tipo. Quindi per esempio Re H4, Re G6 e non riusciamo ad entrare in H5, quindi siamo costretti a ritornare indietro. Re G3, Re F6, Re F6, cosa possiamo fare noi? Proviamo a cercare di cambiare strategia, non riusciamo ad aggirare, andiamo in F3, spingiamo, vediamo se succede qualcosa. Re F3, Re 6, proviamo a spingere, vediamo cosa succede. E4, pedone per E4, Re per E4, F6 e siamo alla stessa identica posizione di prima dove la partita è finita patta. Se ora spingiamo, il Re si sposta, il Re si sposta, il Re si sposta, pedone per F6 e Re F8, ancora entriamo nella posizione di patta. Re E6, Re E8, il nero ha conquistato l'opposizione, F7, Re F8, Re F6 e la partita finisce patta. Quindi abbiamo visto che ancora una volta non andava bene né Re G3 né E4 né F4, infatti il bianco gioca una mossa che lì per lì probabilmente non ti sarebbe mai venuta in mente, ma è Re G2, cioè l'idea di allontanarsi da dove ci sono i pedoni non ti verrebbe mai in mente in una partita veloce, no? Re G2 è la mossa corretta. Ora supponiamo che il nero cerca di approfittare di questo arretramento, no, del re bianco e cerca magari di prendere spazio, no? Per esempio Re H4, Re F2, il nero continua ancora a prendere spazio? Tranquillo. Re H3 e 4, F per, Re G4, Re E3, Re G5, Re D4, Re F6, Re D5, Re E7. Attenzione che qui c'è una mossa giusta e una sbagliata. Questa sarebbe quella sbagliata, Re E5 quella giusta.
e il bianco ottiene quella che si chiama appunto l'opposizione. A questo punto, per esempio, re di 7, re F6 e qui il bianco sta preparando praticamente una spinta che sarà impossibile da parare. Re E8, niente, noi continuiamo a spingere, pedone pedone E5, re F8, il nero ha preso l'opposizione, ma noi gliela facciamo perdere perché abbiamo una mossa di pedone, pedone E6, pedone in E8, re in E8, scusami, E7, il re è costretto a spostarsi, noi andiamo a supportare l'arrivo del pedone a promozione. Quindi quella risposta da parte del nero non andava bene, quindi re G2 non va bene, re H4. Vediamo qual è la risposta giusta che poi fa veramente il giocatore in partita. Re F6, re G3, re E5, che sarebbe una mossa spontanea, dice cavoli, io mi metto qui dove c'è tutto l'ambaradan, dove c'è la cosa da fare, beh allora sì che adesso si può mettere in pratica una tattica che si chiama appunto quella dell'aggiramento. Re H4, quindi il bianco cerca di fare questo lavoro, re F6, re H5, re E6, re G5, re in E5, F4, re in E4, e ora per esempio re G6, re per, a questo punto il re si deve spostare per esempio da qualche parte, re di 4 e dopo re E6 non c'è alcun modo per evitare che il pedone vada a promozione, quindi anche questa mossa non era possibile. Ritorniamo ancora una volta alla nostra posizione di partenza. Quindi bisogna studiarli così i finali, c'è poco da fare. Ok, tocca al bianco, abbiamo detto re G2, re F6 è la mossa giusta, re G3, chiaramente non re E4 o cose del genere, ma re F7. Anche qui un arretramento che non verrebbe spontaneo fare in nessun modo. Se dopo re F7 il bianco si fa ingolosire e dice ok, vengo a mangiarti il pedone con re in F4, beh semplicemente re F6, re G3, re F7 e la partita si può ripetere anche per ripetizione di posizione. Ritorniamo dunque ancora una volta alla nostra posizione di partenza, abbiamo detto re G2, re F6, re G3, re F7, non bisogna assolutamente avanzare e andiamo su re F2. Re E6, chiaramente i due re si stanno pian pianino spostando, ragazzi, in questo modo, e stiamo prendendo quella che si chiama opposizione lontana, ovvero quando ci sono tre case libere, in questo caso non è libero, ma ci sono tre case tra i due re. Quindi re in E2, re in D5, re di 2, re di 6, re di 3, re C5, mossa molto forte che non permette al bianco di giocare questa mossa, quindi dopo re C5, re C3 il bianco prende l'opposizione vicina, re D5 e ora si cerca di fare quello che si chiama l'aggiramento, re B4. Ora attenzione, qui il nero può fare una mossa fortissima, può fare una mossa molto forte che gli permette di vincere. Adesso lo andiamo a vedere. La mossa che permette al nero di vincere è quello di spingere in F4, a questo punto il bianco gioca E4,
il re in D4 e il re bianco in qualsiasi posizione, re E3, e qui si inizia a giocare la spinta. E5, re per, spinta in E6, re in G2, spinta in E7, spinta in E3, il pedone va a promozione in E8, è diventata regina, pedone F2, e ora è vero che il bianco si ritrova con un re e con una regina, ma non riuscirà a vincere la partita. Perché? Perché, perché non si può. Per esempio, donna C6, scacco, il re va in G1 e cioè si minaccia la promozione, no? Allora facciamo donna in C5, così non si può spingere. Donna in C5 va bene. Andiamo di nuovo in re G2. Donna G5 scacco, fa niente, il re si può portare in F1. Donna C1 scacco, re G2, e non c'è modo per far togliere questo re che comanda questo tipo di spinta. Quindi anche in questa posizione che sembra praticamente vinta dal bianco, il nero riesce comunque a prendere la patta. Quindi ritorniamo indietro di qualche mossa con un attimo di pazienza, perché bisogna avere pazienza in queste cose, e ci rivediamo la sequenza di mosse corretta. Allora, abbiamo detto re G2, re F6, re G3, re F7. E dopo re F7 ti ricordi che non si può andare in E4, bisogna andare re in F2 e si cerca di fare l'aggiramento in questa zona. Quindi re 6, re 2, opposizione lontana, re D5, re D2, re D6, re D3, re C5 che era questa mossa molto forte, re C3, opposizione vicina, D5, re B4. Adesso abbiamo detto che la mossa corretta per il nero era di giocare F4, però anche questa è molto difficile da vedere. Supponiamo che il nero giochi in modo intuitivo, in modo normale, con per esempio re E5. Guardate come la partita riesce a ribaltarsi. Re in C5, abbiamo preso l'opposizione, quindi questa mossa molto importante. Re in E6, giochiamo F4, così il re non può più entrare qui. E intanto ci siamo assicurati che il re nero non possa più avanzare verso di noi. Dopo questa spinta il re deve giocare una mossa qualsiasi, per esempio re 7, re D5, re F6, re D6, opposizione, sempre da ricordare. Re in F7, re in E5, re in G6, re in E6, opposizione, re G7, prendiamo il pedone e a questo punto non c'è bisogno davvero che io ti faccia vedere come continuare, perché con due pedoni di vantaggio chiaramente il vantaggio del bianco si concretizzerà a brevissimo in vittoria. Quindi che cosa abbiamo imparato da questa semplice posizione, che può veramente capitare sia in partite veloci che in partite ragionate? Abbiamo capito che non bisogna avere fretta e spesso non è detto che la mossa più intuitiva sia anche quella più corretta. Abbiamo visto che una mossa come il re G3, che sembra una mossa buona che conquista anche l'opposizione, o addirittura F4, sembra anche una mossa che può creare minacce, tanto il re non può più entrare qui. In realtà il piano del bianco era proprio questo qui, di spingere e poi andarsi a prendere questo pedone. Quest'altra tecnica si chiama tecnica dell'aggiramento, sono tutti schemi importanti che bisogna assolutamente studiare per migliorare il proprio gioco nei finali. Bene, io ho studiato con grande cura questa posizione, ho voluto riportarti questa mia esperienza, benché io sia sempre stato negato nei finali e li sto ristudiando per l'ennesima volta, ancora una volta. Spero che il video ti sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare?
Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!